Anna Pia De Luca, vicepresidente vicario dell'Ente Friuli nel Mondo. Perché l'Ente Friuli nel Mondo è qui a questo dibattito sull'immigrazione, sulla fuga dei cervelli? Penso perché l'Ente Friuli del Mondo è a conoscenza delle problematiche non solo dell'immigrazione 20-30 anni fa, ma anche la nuova immigrazione di questi ragazzi che cercano sì nuovi lavori, ma non lo cercano perché non lo trovano in Italia, lo cercano secondo me perché vogliono confrontarsi con il mondo globale. Sono ragazzi che sono continuamente in movimento, salgono su treni, salgono su aerei e vogliono assolutamente sperimentare nuove cose, nuovi mondi. E io penso che sia proprio questa volontà anche di avventura, non solo di lavoro. Dopo il lavoro è importante perché tanti ragazzi nostri in Friuli, nonostante la laurea, nonostante la possibilità di lavorare, si trovano difficoltà non so, difficoltà nel trovare qualche lavoro che sia di loro gradimento, perché non è solo il lavorare e il fare soldi che è importante, ma è anche vivere un'esperienza di lavoro tranquilla e felice, ecco, Ma direi. questa voglia di avventura, di conoscere, di sperimentare, poi come facciamo a fare in modo che venga in qualche modo ad arricchire il nostro territorio, cioè non sia solo una cosa. Ecco, sì, certo, secondo me, spero, sarebbe da incoraggiare poi il rientro, il ritorno con, non so, con delle cose speciali, con delle non promesse, come si può dire? Io italiano qualche volta ho difficoltà a parlare perché sono di madrelingua inglese, però a reward di qualche senso, cioè questa volontà di ritornare proprio per, per ritornare a casa, perché tanti ragazzi che vanno all'estero, specialmente in questi paesi strani, vogliono creare un focolare. Noi siamo stati poco tempo fa al Focolare di Tokyo, dove due ragazzi udinesi, uno musicista nella Filarmonica di Tokyo, l'altro docente di italiano nel centro di cultura. Ecco, questi ragazzi qui hanno voluto proprio creare un focolare dove anche i giapponesi arrivano e imparano la cultura friulana, il cibo friulano, il vino friulano. Ed è una cosa veramente bella, ecco. E questo è successo anche a New York. Questa formazione del Big Apple, Focolare Big Apple che si chiama. E questi ragazzi hanno un sito virtuale quasi dove discutono, dove si trovano, dove parlano.